LCN Talks, sportivi alla ribalta. Buongiorno, benvenuti a LCN Talks. Checco Buongiorno. Lepore, Franco Lepore ovviamente, però ormai tutta Italia ti conosce come Checco Lepore. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Sì, ormai sono Checco per tutti. Sei Checco anche perché mi verrebbe da dire chi non ti conosce, ormai la tua carriera è talmente lunga, fortunatamente per te e meritatamente per te anche con tante vittorie, e quindi in questa categoria, anche Serie B, sei sicuramente un volto noto, ti riconosci un po' in questa descrizione? Sì, mi riconosco, la mia carriera parla da sola e quindi sono contento di questo e ancora non è finita. No, esatto. Perché c'è un altro traguardo da raggiungere. Ho vinto 5 campionati, quindi mi piacerebbe anche magari vincere un playoff. Vincere ti manca? Sì. Da vincere ancora? Sì. C'eri andato vicino qualche anno fa? Sì, a con il Lecce, sì. Ricordo. Sì, ricordo. Ho vinto sempre da primo e playoff mai. Sicuramente io ho vissuto all'inizio 14 anni dei playoff da tifoso e avendo provato poi a veder vincere il campionato direttamente, sono cose diverse. L'emotività che regalano i playoff è diversa perché sei sempre sul filo di lana, invece ci sono campionati, io penso al Catanzaro quest'anno, il Catania in Serie D. O noi il Monza. O noi Monza, esatto, l'anno in cui eravate in Quando Serie D. eravamo a Monza, sì. Era un aspettare che arrivasse, tra l'altro a voi quell'anno venne anche tolta la gioia di festeggiare. Sì, purtroppo sì. Purtroppo. Allora, faccio ovviamente la biografia, poi parliamo anche un po' del tuo percorso di vita che non è banale. 16 agosto 1985, la tua data di nascita, quindi vai per i 38, Leccese Doc, attaccato a Lecce, attaccato al Lecce. Tu sei stato profeta in patria, quindi capitano, hai vestito pure la maglia numero 10, hai vinto campionati, hai portato il tuo Lecce in Serie A. Ti dico onestamente, io sono attratto da chi ha questo tipo di carriera, perché chi riesce a vincere in casa secondo me ha qualcosa di più, riesce a trasmettere qualcosa di più alla squadra. Non so se sei d'accordo. Sì, tutti mi dicevano non è facile, ma io dopo che avevo vinto il campionato a Varese e sono andato in Serie B a Lecce nel 2009-2010, avevo 24 anni, quindi era la mia prima esperienza in prima squadra con il Lecce, perché avevo fatto il settore giovanile. Sì. Poi sono andato via, lì avevo 24 anni ed ero felicissimo, cioè, di andare comunque a Lecce. Poi abbiamo vinto il campionato, siamo andati in Serie A quell'anno lì, poi sono andato via e poi sono tornato dopo Nocera. Tutti i costi, sono voluto tornare a Lecce a tutti i costi, sapevo quello che mi aspettava perché comunque erano già 2 o 3 anni che erano in Lega Pro, quindi la piazza non era contentissima di questo. Sì. La piazza non era contentissima di questo perché sono stati sempre abituati a giocare in Serie B e in Serie A, quindi questo passaggio qui ancora non l'avevano metabolizzato, no? E quindi quello era un passo importante secondo me che poi lo hanno fatto. Io sono voluto andare a tutti i costi perché sapevo che potevo togliermi delle grosse soddisfazioni e dare quel qualcosina in più anche alla gente di Lecce, ecco, far capire l'importanza di essere uniti tutti insieme, remare tutti nella stessa direzione fino alla fine. Poi alla fine, se l'obiettivo non si raggiunge, è giusto poi prendere le parole, ecco. Sì, la situazione simile a cui l'hai vissuta tu, pur essendo in Serie D, l'hai vissuta Marco Moleri, che tu hai affrontato da avversario poi l'anno in cui appunto avete vinto il campionato con Monza, poi ha smesso le ginocchia e via dicendo. Lui da Lecchese, civatese, quindi appena fuori, e era sicuramente il più felice di tutti il giorno della promozione in Serie C, quindi è qualcosa che vi accomuna voi che riuscite a vincere in casa. Per quello dico che poi non è per niente facile. Tra l'altro quest'anno voi avete un capitano Lecchese, 100 presenze via dicendo, come Luca Giudici, che ho visto tra l'altro molto cresciuto nel corso di questi anni. Stando concentrati
su quella che è anche l'attualità. Chiaramente voi potete chiudere al secondo posto, tu non ci sarai l'ultima per squalifica, lo sappiamo bene, ma al di là della cronaca sicuramente avete fatto un percorso strepitoso, comunque 61 punti, secondo posto, avete sognato in 2 precisi momenti, in autunno e in primavera, anche di poter dare l'assalto al primo. Sono arrivati un po' di infortuni, di noie tutte insieme nel periodo clou. Sì, come dicevi te, stiamo facendo qualcosa di straordinario, perché nessuno pensava all'inizio dell'anno che il Lecco potesse essere lì, come dicevi te prima, e anche a sognare arrivare al primo posto. Quindi siamo felicissimi di quello che stiamo facendo e ancora non è finita. Come dicevi, in alcune situazioni di campionato, in alcuni momenti abbiamo avuto degli infortuni tutti insieme, magari, che potevano essere importanti, i giocatori che erano infortunati, e quindi c'è stato questo, ma a prescindere da tutto stiamo facendo qualcosa di straordinario. Esatto, io guardavo proprio ieri, sono andato a rivedermi Lecco Pevercelli dell'amichevole, avete giocato in estate, e se guardo ad oggi si è completamente ribaltata la situazione. Ricordo quella Pevercelli venne a marcare di fatto il territorio a Lecco, e mi ricordo mister Tacchinardi era abbastanza preoccupato dopo quella partita. Oggi se devo pensare qual è stato il percorso, decisamente lì si è visto che si è andato a formare un gruppo, mentre poi dall'altra parte hanno avuto i loro problemi. Non è magari questa solo l'occasione per entrarci specificatamente. No, io guarda, qui dal primo giorno, quando già conoscevo alcuni compagni di squadra perché avevano giocato contro, o comunque qualcuno giocato insieme a me, tipo Galli e Girelli, io sapevo di trovare una squadra competitiva con delle qualità. Poi, tra il dire salvarsi subito, tra il dire salvarsi all'ultima giornata, tra il dire fare i playoff, tra il dire giocarsi il primo posto, ce ne voleva, però io ero fiducioso che si poteva fare veramente bene. E quella partita lì comunque noi abbiamo iniziato anche bene, quella partita lì, il palo, c'è un mio cross, comunque vedevi che c'era qualcosa, non era tutto da buttare. E quindi ero tranquillissimo, anche perché era solo un amichevole. Sappiamo che valgono quello che valgono, generalmente niente. Per farti capire comunque alcune cose, delle dinamiche anche all'interno della squadra, certo, quello sì, perché comunque era ancora aperto il mercato, quindi c'erano delle valutazioni da fare, non c'era neanche come più, è giusto che sia. Non c'era neanche Usepi, che poi chiaramente poi ha avuto i suoi problemi di altro tipo, però comunque parliamo di un giocatore che è arrivato poco prima dell'inizio del campionato e sicuramente vi stava dando già un contributo. Tra l'altro voi vi siete sfiorati a Varese. Sì, noi abbiamo fatto il ritiro insieme. Forse non avete mai giocato insieme? No, contro sì, insieme no. Gli anni in 5, comunque le siete dati di Santa ragione, tra Lecce e Benevento. E anche quando era Alessandria. E io ero a Monza, sì, quindi sicuramente ero andato a controllare, cercavo una vostra foto. Anche lui col Perugia, io ero a Nocera. Sì. Assolutamente. Allora, tra le altre cose che mi sono segnato, c'è un po' per guardare sempre all'attualità, in estate potevi rimanere al Pergo, Gubbio, Virtus Francavilla, le squadre che erano uscite, e poi alla fine scegli Lecco. Vicinanza comunque a casa tua, anche se fai avanti e indietro come dicevamo prima su una strada maledetta, perché è veramente una strada maledetta, ha inciso, piuttosto che magari hai proprio aspettato, dire vediamo se magari posso permettermi alla metà di aspettare un'occasione che mi stimoli fino in fondo, o ha inciso anche il rapporto con Tacchinardi, magari, non so. No, certo, potevo rimanere lì a Pergo, ma comunque a me mi stuzzicava Lecco, perché io, incontrandola sempre d'avversario, la piazza mi è sempre piaciuta, il calore della tifoseria mi è sempre piaciuto, ti ripeto, da avversario, quindi è una... Sì. Avevo questo stimolo, questa curiosità. Ho detto, lì secondo me si può fare bene. Me lo sono guadagnato questa chiamata, perché io e il mister Tacchinardi
prima dei 2 mesi alla Pergolettese io non lo conoscevo. Certo. Cioè io ho dimostrato sul campo, cioè la sua chiamata, ecco, me la sono guadagnata perché io ho fatto vedere sul campo quanto valgo. Sì. Perché poi col passare degli anni inizi a capire tante dinamiche, no? E ho capito che gli allenatori non si danno la zappa sui piedi da soli, certo. Quindi fanno giocare quelli che meritano, quelli che secondo loro ridanno più garanzie, e quindi se mi ha chiamato vuol dire che valgo qualcosa, ecco. Sì, tra l'altro tu quest'anno hai rischiato di ritrovare a Lecco un tuo grande amico, mi risulta, come Caturano. Sì, l'avevo chiamato e c'era la possibilità, sì. Poi... Ero felicissimo, anche lui era felicissimo. Vabbè, infatti comunque sta confermando le Sì, sue doti, no, questo infatti. è indubbio. Poteva riformare con Dizzoni Ilari, mezzo Cesena, aggiungerei. Sì. Sicuramente parliamo di giocatori di livello. È chiaro che poi alla tua età si va di contratto annuale. Non so sinceramente se ci state pensando, voi che siete in scadenza, comunque quello che può essere il futuro, perché comunque siete in un momento sportivo molto importante che può regalarvi ancora grosse gioie, oppure sempre il discorso qua vado per i 38 anni, sono consapevole di starci ancora e sono tranquillo e sereno, perché poi se voglio continuare l'occasione giusta la posso trovare. Sì, come dicevamo prima. Poi potresti rimanere comunque. Certo. Io qui mi trovo bene, parto da questo, quindi non c'è nessun problema. Però c'è da pensare al presente, perché è quello che poi determina, secondo me, il futuro, anche se giorno dopo giorno dimostro di stare bene, quindi perché magari smettere o andare in categorie inferiori quando posso giocare ancora in Serie C e divertirmi e dare anche il mio contributo ai più giovani per aiutarli a crescere. Sei riuscito a allenarti con Dennis quest'estate? O è arrivato dopo? No. Alla Calepina? No, tu ti sei allenato con la Calepina quest'estate, se non sbaglio? È arrivato poco dopo. Sì. Quindi non ragioni neanche particolarmente sul post carriera in questo momento? No, mi stanno balenando delle idee, ma... Sempre sport? Sì, nel calcio, ma anche addirittura lasciare proprio il calcio, ecco. Quindi vediamo, però a me piace pensare ad oggi e quello che sto facendo oggi e poi vedremo. In tanti si chiedono, io penso che la risposta non è giusto che la dia tu, alla tua età star così bene, ma riuscire anche a dare qualità e quantità per tante partite di fila. Il segreto è sempre il lavoro, chiaro, però magari si può dare qualche consiglio a qualcuno che cerca di fare l'upgrade anche. No, io seguo una mia alimentazione da tantissimi anni, mi sono sempre trovato bene, poi ogni volta che facciamo gli esami del sangue glieli mando al mio nutrizionista, quindi se c'è da sistemare qualcosa mi dà dell'integrazione, quindi seguo quello, gli allenamenti fatti sempre a 2000 all'ora, allenamenti extra, perché mi piace fare anche Pilates, o comunque vado dal mio personal a Brescia e faccio degli allenamenti di forza o comunque inerenti alla partita per dare quel qualcosina in più la domenica, e quindi li faccio il venerdì se giochiamo la domenica, il venerdì mattina. Sì. E poi comunque il riposo anche importante, dormire bene, curarsi, bisogna curarsi per arrivare comunque a 38 anni a stare bene. Allora, dato che prima ho detto una cosa, tu hai una storia di vita anche difficile, che assolutamente hai raccontato in Dreaming Football, che è una sorta di documentario che avevi realizzato col tuo amico Stefano Pinto, che avevo visto quest'estate, come ti avevo detto quest'estate, che è molto bello, lo consiglio di andare a vedere perché comunque racconta anche dell'attaccamento di cui dicevo prima, perché comunque tu hai avuto una storia di vita non semplice, sei partito dalle case Magno, giusto? Tua mamma vive Case popolari, sì, vive ancora lì. Ancora lì, e tu hai perso il papà da giovane. Sì, quando avevo, il giorno dopo facevo 10 anni, il giorno prima a Ferragosto, è morto di incidente stradale, sì. E tu la racconti bene in quel frangente. Ecco,
Lecce ti ha adottato da questo punto di vista? Ti ha un po' anche riconosciuto il fatto di averla rappresentata in campo? Sì, io quando ero ragazzino... Adottato tra virgolette, No, certo. sai, nascerci un conto, poi di meritarsi l'affetto fino in fondo della gente non è così semplice, facile. certo, in casa specialmente. Perché poi si quindi- aspettano sempre qualcosa di più. Certo. No, io ero comunque quando ero piccolo mio fratello era un ultra del Lecce, quindi mi portava in curva. Sì. E io quando giocavo ero un ultra con il Lecce, cioè Sì. ero attaccatissimo, tuttora, Vabbè, ci però quando mancherebbe. giocavo ero attaccatissimo alla maglia e quindi ai miei compagni quando arrivavano il primo giorno di ritiro dicevo si può sbagliare tutto, passaggi, cross, tiri in porta, ma non si deve sbagliare l'atteggiamento, si deve sudare la maglia e si deve correre fino all'ultimo secondo della partita. Qui non ti permettono di sbagliare questo, quindi quello lì è stato importante, anche perché io quando giocavo nel campetto sotto casa per me quello era già il via del mare, per me quella era già la Champions League, Sì, cioè io già lì mi vedevo in televisione, cioè io a mia mamma stavamo guardando una partita dei mondiali, io ero piccolino e gli dissi mamma un giorno mi vedrai a me anche in televisione, e quindi sono stato bravo e anche con mille difficoltà, anche già da persona adulta. Ha dovuto crescere in fretta. Sì, e quindi io il primo anno che sono andato via da Lecce, da casa, sono andato a Castelfranco Emilia in Serie D e lì sono arrivato, si allenavano alle 7 di sera in Serie D e io a 18 anni sono andato, ho detto che faccio del tempo libero, sono andato a lavorare in fabbrica, andavo a lavorare in fabbrica 8 ore e poi andavo ad allenarmi la sera. Sì. Ma infatti io magari ti darò dopo il nome fuori dalle telecamere, un tuo ex compagno mi ha detto, quando si è saputo che saresti arrivato, ha detto "Guarda, con Franco tutto potete fare, mettete la mano sul fuoco". Poi ti dirò il nome del tuo Ok, ex ok. compagno, è abbastanza... No, mi fa piacere che anche i miei ex compagni comunque Esatto. parlino bene, ecco. Assolutamente. Io ho visto una tua foto qualche mese fa, credo, infatti eri con Chimenti, una foto in cui compari con Chimenti, eri Ero bambino, piccolissimo, raccattapalle. Sì. racchettapalle, e lì sicuramente si vede il tuo essere ultra già in campo in quel momento, però era una foto molto bella. L'ho cercata oggi ma non l'ho ritrovata, sinceramente, ci ho perso un po' di tempo ma non l'ho ritrovata, era sul profilo della società. Sì, se non del sbaglio. Lecce, sì. Quindi hai L'avevano lasciato... taggato e... Quindi hai lasciato comunque, cioè, nonostante ci sia la Serie A, ci sia un buon campionato, comunque al di là delle difficoltà recenti, comunque ancora che la società si ricordi di Franco Lepore vuol dire che c'è un buon lascito a livello umano. Poi, in ultimo, Lecce, io l'ho vista conosciuta, città vecchia, come da turista, e quindi non so se... Non dico se vuoi fare uno spot alla tua città, però comunque tu sei un po' un globetrotter del calcio, hai giocato molto al nord Italia, quindi lasciarla e arrivare a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia è stata immagino una scelta familiare, quindi se vuoi anche raccontarci un po' il bello che hai lasciato e quello che hai trovato qui. Sì, io Lecce non l'avrei mai lasciata, cioè io quando ero a Lecce che giocavo negli ultimi anni, mia moglie e mia figlia erano qui al nord, perché mia moglie ha una sua attività, quindi anche lei ha fatto dei sacrifici e quindi non poteva lasciare. E io a Lecce ero da solo, parlando a livello familiare, però poi giù avevo mia mamma, i miei fratelli, quindi... Però quando io non ero sul mercato, e quando l'ultimo giorno di mercato mi arriva la chiamata da Mister Brocchi e da Galliani, ho pensato, però chiudiamo un cerchio da vincente, cioè a Lecce, mi avvicino alla famiglia, comunque sono andando a Monza, ho detto perché no? E ho accettato subito, altrimenti non sarei mai andato via da Poi sei Lecce. venuto a Trieste, tra l'altro. Sì, dopo 2 anni e mezzo, sì, a Monza sono andato a Trieste, sì. Sì. Comunque eravamo sempre al nord, cioè nel senso ero sempre vicino casa. Sì, no, per me sembra... Solo per quello, altrimenti secondo me se c'era un'altra società interessata non sarei andato via da Lecce.
No, mi è venuta in mente un'altra cosa. Patron pugliese come te, carattere focoso, e tu non sei uno che le manda a dire, ma ci sta, poi quando... Bisogna farsi rispettare, con i giusti termini, ma... Con la Juve mi aveva fatto ridere una scena in cui comunque tu gli hai dato una risposta abbastanza, non dico maleducata, però comunque ogni tanto c'è bisogno di prenderlo di petto, mettiamola così. A fine partita non so se non dico un alterco, avevate avuto sai, l'adrenalina del fine partita forse era un po' uscita, anche Col lui presidente? che la partita la vive così. Sì, lui la vive come noi, cioè, perché se ne parla tanto, se parla spesso. siamo dei figli per lui, cioè nel senso, quindi lì abbiamo vinto e mi ha detto sei il numero uno, io ho detto sono sempre il numero uno io, anche se gioco meno o quando non gioco, quindi sì. Anche perché lui viene ogni tanto a vedere gli allenamenti, ma non ogni giorno perché ha anche la sua attività, quindi non vede, no, giustamente tutti i giorni come ci alleniamo, quindi non sa, ecco, magari. Forse avete imparato, anche se glielo dicono sicuramente, però forse avete imparato, forse avendo un po' più esperienza riesci a prenderne tanto solo il buono, perché magari in corso degli ultimi anni qualcuno viveva un po' la sua... Ma sì, io sono consapevole, nel senso che noi sappiamo quello che stiamo facendo, noi sappiamo quello che facciamo ogni giorno. Certo. E quindi se fai le cose fatte bene devi stare sereno, poi giustamente il presidente può dire qualsiasi cosa, nel senso, ma se uno ha la coscienza pulita deve stare solamente sereno e basta. Con questa chiudo. A te si stanno affezionando all'Ecco soprattutto i ragazzini, perché non so, magari ti vedono un po' come esempio, no? Comunque gli rappresenti qualcosa, forse anche proprio il fatto tu hai detto delle parole su Lecce, non bisogna sbagliare atteggiamento, è una tipologia di frase che viene molto usata anche qua, e quindi magari vieni riconosciuto un po' per questo. Diciamo la tua, permettimi di dire, grafico del gradimento rispetto alla città è andato in crescendo poi, soprattutto da gennaio in avanti, quando hai anche iniziato a giocare di più. Sì, come dico sempre, è sempre il prato verde che parla, non le chiacchiere, quindi per me è stato sempre fondamentale, a prescindere da giocare nel Lecce o in altre squadre, è stato sempre quello, l'atteggiamento che non deve mai mancare, l'attaccamento a quello che fai, perché altrimenti è inutile anche farlo, no? E devi dare sempre il 200%, poi come dicevo prima, poi posso sbagliare un cross, un passaggio, una lettura, questo è il calcio, si sa, ma l'atteggiamento non deve mai mancare. Ci manca solo un gol su punizione. Sì, l'hai fatto ho fatto qualche parata, però dai, ci stiamo provando. Speriamo che arrivi quando serve. Un col pordenone ci è sì. mancato un pochino. Sì. Ci sta. Portieri sono lì per far questo. Sì, infatti. Ti ringrazio Franco per la piacevole chiacchierata. Grazie Ci a te. ritroviamo ai playoff quando non sappiamo, speriamo il 16 maggio. Sì, infatti, speriamo. Quello dipende da voi, ma io non solo, ci sono sempre anche gli avversari e gli arbitri. Certo. Hanno la loro incidenza. Grazie Franco, a presto. Grazie a voi.